Le immagini che stanno scorrendo mostrano le bancarelle dei venditori ambulanti e di passanti che affollano le vie del centro storico di Portogruaro durante la giornata del mercato settimanale che si tiene al giovedì. Proprio lungo questo tratto di strada, giovedì 20 settembre 2012, il sindaco della nostra città, Antonio Bertoncello, è stato beccato mentre transitava contromano a bordo dell'auto blu di servizio, condotta da un messo comunale. L'episodio era stato riportato sui mezzi di informazione, diventando oggetto di conversazioni e battute nei bar del centro storico. Il sindaco si affrettò a giustificare questo comportamento scorretto dicendo che non era stato lui, bensì il suo autista, a voler andare contromano nonostante egli gli avesse detto di tornare indietro. Secondo quanto rilasciato dal sindaco ad un quotidiano locale, l'auto blu, un vecchio Fiat Croma parcheggiato in villa comunale, doveva per forza partire e siccome non era possibile passare per via Padre Bernardino a causa delle bancarelle, allora non rimaneva che andare contromano in via Garibaldi e Borgo San Nicolò. Quest'oggi, giovedì 4 ottobre, ho potuto documentare con la mia telecamera che invece è possibile transitare lungo via Padre Bernardino, seppure gli automezzi autorizzati debbono procedere a passo d'uomo per non andare addosso alle bancarelle e ai passanti.